Euroregione News. La nuova organizzazione della sanità in Friuli Venezia Giulia, con scorporamenti e inglobazioni in ambiti diversi, ha stravolto le strutture, i cittadini e anche le aziende sanitarie. All'assessore regionale alla sanità Maria Sandra Telesca ho chiesto qual è lo scopo di questa rivoluzione. Dal punto di vista dell'ospedale, i cittadini vanno sempre dove vogliono. Non è che i cittadini vanno in un ospedale perché è previsto, se io da Udine voglio andare all'ospedale di Trieste, vado all'ospedale di Trieste. E diverso è dire che l'azienda sanitaria di riferimento deve organizzare per i cittadini di quel territorio il sistema della sanità. Per esempio le liste d'attesa, la zona di Codroipo fa parte dei cittadini dell'azienda sanitaria dell'Alto Friuli insieme a San Daniele e a Tolmezzo, e quindi l'azienda deve garantire a questi cittadini che ci sia rispetto delle liste d'attesa nelle sue strutture, se non c'è nelle sue strutture anche fuori dalle strutture dell'azienda, perché la regione è piccola. Per uno di Codroipo andare a Udine, andare a San Daniele non è che cambi molto, però il riferimento è prima San Daniele, ma poi ci sono Gemona, Tolmezzo, ma c'è anche Udine, quindi sono confini molto, molto fragili, nel senso che la regione noi la stiamo interpretando come un unico centro regionale di salute, di sanità, quindi le aziende devono dialogare di più fra loro. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.